Questa è la storia della guerra dell'interdetto, il braccio di ferro tra il Papa e la Serenissima. Siamo negli anni della Controriforma. La Chiesa Cattolica, uscita dal Concilio di Trento nel 1563, cerca di riaffermare e centralizzare il proprio potere non solo spirituale, ma anche politico, giudiziario ed economico in tutta Europa. Ma la Repubblica di Venezia, che sta rilanciando la propria sovranità statale, rappresenta un ostacolo naturale a queste ambizioni papali. Per evitare che troppe ricchezze vengano sottratte alla tassazione statale, nel 1604 la Serenissima proibisce la fondazione non autorizzata di luoghi di culto e ospedali gestiti dal clero e nel 1605 vieta il trasferimento della proprietà da privati alla Chiesa di terre ed edifici e consente anche di processare tramite tribunali civili ecclesiastici responsabili di reati gravi. Quello stesso anno vengono incarcerati il canonico vicentino Scipione Saraceno, colpevole di molestia a una parente, e l'abate di Nervesa Marcantonio Barandolini, omicida stupratore. Il 10 dicembre Papa Paolo V chiede l'abrogazione delle leggi e la consegna dei due sacerdoti per farli giudicare da un tribunale ecclesiastico. Il nuovo doge, Leonardo Donà, il 14 gennaio 1606, per poter trovare un modo per controbattere le richieste del Papa, fa esaminare giuristi e teologi, tra cui Paolo Sarpi, frate estremamente capace, studioso anche di matematica, ottica, astronomia e anatomia, amico di Galileo Galilei e di molti altri pensatori. Il 28 gennaio Sarpi viene nominato teologo canonista e il suo scritto viene inviato al Papa. Difende le ragioni di Venezia con molti scritti, che raccoglierà nella sua opera Storia dell'interdetto. Il Papa il 17 aprile scomunica il Maggior Consiglio veneziano e proclama l'interdetto sulla Serenissima. Il 6 maggio Venezia pubblica una risposta ufficiale scritta da Sarpi, nella quale il proclama papale viene definito nullo e di nessun valore, e ostacola la sua pubblicazione nella Repubblica. Il 9 maggio i gesuiti ubbidiscono al Papa non celebrando messe a Venezia. La Serenissima in reazione li espelle insieme ai Cappuccini e Teatini. La Santa Sede spera in una rivolta popolare, ma invece tutte le classi sociali si dimostrano più fedeli alla Repubblica che alla Chiesa. In quel momento la Serenissima è alleata con la Francia in funzione antispagnola e in buoni rapporti con l'Inghilterra e l'Impero Ottomano. Per provocare la rottura delle relazioni diplomatiche turco-veneziane, il 10 agosto dei soldati spagnoli si fingono veneziani sbarcando a Durazzo e saccheggiandola, ma vengono scoperti e gli ottomani offrono a Venezia l'appoggio della loro flotta contro il Papa e la Spagna in caso di guerra. Il 30 ottobre Sarpi viene chiamato a Roma dall'Inquisizione, ovviamente rifiuta, e il 5 gennaio 1607 viene scomunicato. Il Papa vuole dichiarare guerra a Venezia, ma i suoi alleati spagnoli minacciati da francesi, inglesi e ottomani non l'appoggiano, costringendola a trattare. Il 21 aprile Venezia rilascia i due ecclesiastici in cambio della revoca dell'interdetto e delle scomuniche. Le leggi veneziane rimarranno invece in vigore e i gesuiti resteranno fuori dalla Serenissima.